Difficile per Giata e compagni al Palacicogna, dove la squadra di Mister Donisi è ancora imbattuta. 4 vittorie su 4 fin qui e tanta voglia di restare davanti a tutti. Da Udino Baggio per Roblox, benvenuti a Montello Futsal Infinity Godego. Toni fuori da Epp che carica il destro a cercare il compagno sul secondo palo. E gli mani di testa. Sebar prolunga e manda in porta Giata. 1 contro 1, Flamingo Giata, una finta col mancino. Si porta avanti al Palacicogna l'Infinity Godego. La firma dell'1-0 è di Flamingo Giata. Gol. E cosa racchiudono? Tracking ball sul giocatore, replay slow motion, info giocatori in sovrimpressione. Sono tutte caratteristiche chiaramente delle mix card di Roblox. Trovate tutti i dettagli nel link in descrizione. Leandrigno ad attenderlo Giata. Leandrigno si accentra. Leandrigno addosso a Prosdocimi. Poi ancora Nicolati. Nicolati si gira. Scappa Nicolati, quindi la lascia Bertoni. In area Leandrigno. Spara alla porta, ci prova con il tacco Leandrigno. Zabi. Giata, sale Panziera. Giata, numero vince rimpallo e se ne va. Il numero 11 Giata. Giata dal limite. Scende Robazza. Per andare, quindi Epp. A destra Panziera, a sinistra anche Leandrigno. Servito al 23. Di nuovo dentro da Epp. Controllo di Suola. E poi la insacca a mezza altezza, al limite dell'area. Il gol del numero 2, Michael. Si avvicina a Fischal. Poi lascia da Zabi di prima con il destro, palo! Ci ha provato da casa sua Yuba Zabi. Passato alto da Bertoni, a destra lateralmente per Giata. Tenta di servirgli l'1-2, Bertoni legge. Giata inciampa sul pallone, 2 contro 1. Coppe di fronte a Prosdocimi, una finta ruleta! E sinistro che si insacca! È in vantaggio il Montello! 2-1, il gol del capitano Francesco Coppe. Nicolati da Leandrigno, poi parte il numero 7, Leandrigno si accentra, vince un rimpallo, Leandrigno con il destro. Che Cucci in sovrapposizione, ancora Massarotto la tiene, andare a sinistra da Giata ma sbaglia questo appoggio per Azabi, quindi Leandrigno che accelera, Leandrigno ci mette il piede, a destra c'è anche Massarotto all'altezza del secondo palo. Azabi, parte il numero 7 che poi la lascia a Giata, va in porta, deviazione, salva Bertoni, 2 volte Bertoni anche su Cucci. Cosa ha sbagliato? Scappa Leandrigno, Bertoni lo cerca, ma interviene Cucci e Taka a duellare, non c'è fallo secondo il direttore di gara. Il numero 9! Ibrahim Taka, da posizione defilata, di punta sul secondo palo, segna il primo gol a Montello, l'ex Alto Vicentino. 3-1. Con pazienza e attenzione di fronte a lui Azabi. Anche Massarotto al raddoppio, Leandrigno la lascia a Coppe. Coppe finta di corpo, si crea lo spazio e poi conclude Prostocata. Ruleta prova ad andare via su Taka ma capisce tutto il numero 9, autore del gol del 3-1. Leandrigno al limite dell'area, spazio Leandrigno! Fuori Massarotto dentro da Giata, Leandrigno addirittura con il tacco a intercettare questo pallone, a far ripartire il contropiede per il Montello. Va al numero 10, a sinistra c'è Panziera, si accentra Leandrigno, cerca, trova Panziera, mette a sedere Prosdocimi e poi la butta in porta. Gol del 4-1 Montello. Porta alla firma del numero. Taglio di Taka per Terry Alonso. Qui si infila Bonazzo a destra da Panziera. Anche Bonazzo a fare coppia in colla, a tagliare, creare lo spazio per Panziera che può andare. Cerca Taka, poi Sebar incerto. E sulla palla non messa fuori dalla difesa arriva Luca Bonazzo che col mancino. Cuccia il taglio di Azabi alle spalle. Poi cade a terra Cuccia, la palla termina in rimessa laterale. Qui ci va il numero 23 Panziera. Il fischio direttore di gara perché Cuccia lamentava di aver subito un fallo. Cartellino giallo, attenzione perché è il secondo, quindi finisce la... Leandrigno, una finta su Azabi. Fuori c'è Bertoni che la vuole, anche Coppe. Riceve in maglia 19 il capitano con il destro! Millimetrico sotto l'incrocio. Firma la doppietta personale, gol che vale 6-1. Rec serve Azabi. Sinistra a cercare Giata, sbaglia Azabi, quindi Bonazzo, una finta su Azabi, se ne va sulla destra, Bonazzo! Trova un gol da una posizione estremamente defilata. Luca Bonazzo, doppietta anche per lui. Lascia ancora questa palla a Giata che ci prova ma fa muro al Montello con Taka, 2 contro 1, solo Azabi a difendere. Va al numero 9 col destro, palo di Taka, poi Azabi. Giata, fuori invece da Azabi. Azabi evita Fantini con un numero. Azabi con il destro, ancora palo per... E quindi può ripartire Fantini. Fantini se ne va, poi sterza. Azabi ci mette la gamba. È già ammonito il numero 10. E anche per lui stessa sorte di Cucci. Manovra velocemente il Montello a spostare il triangolo difensivo del Godego. Coppe, testa da Mion. Dentro da Leandrigno! Mancava solo lui nel tabellino marcatori. E trova il gol semplice solo a... Sebar e Yamani. Sulla destra cerca il compagno ma sbaglia, più veloce Bonazzo che gliela porta via, capisce tutto. Bonazzo dentro da Panziera con un numero per il gol che vale 9-1 Montello. Dilaga la squadra di Mister Donisi, doppietta anche per il numero 23 Andrea Panziera. Mion
attacca, controllo di Suola, cerca di nuovo la testa di Mion. Tempo scaduto, un Montello straripante, approfitta di un Godego timido e disattento e si impone con un netto 9-1. Continua la striscia positiva dei padroni di casa.